per la prima volta abbiamo una presenza della criminalità organizzata mafiosa, diciamo così, pugliese nel territorio veneto. Non c'erano stati segnali di questo tipo e mi pare che addirittura non ci siano segnali in tutto il nord Italia. E questo naturalmente ci allarma perché ci dà questa sensazione di un territorio in cui è abbastanza semplice radicarsi e operare in maniera criminale. Vasta operazione dei carabinieri, oltre 200 tra le province di Bari e Verona per sgominare l'attività del clan camorristico barese di Cosola infiltratosi nella nostra regione, in particolare nel Veronese. 19 le persone arrestate, metà in carcere, metà ai domiciliari, ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti tra la Puglia e il Veneto. Gli arrestati sono sostanzialmente due nuclei familiari organizzati in maniera gerarchica tra di loro e con collegamenti con la mafia pugliese. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura della Repubblica di Venezia, direzione distrettuale antimafia, che ha diretto le indagini iniziate nel 2016, da cui è emerso che un affiliato al clan operante da una ventina d'anni nel Veronese dirigeva il traffico di marijuana e cocaina dalla Puglia, che giungeva in Veneto tramite pacchi contenenti ricambi per automobili inviati con corriere espresso a ignari artigiani e meccanici, oppure con corrieri tramite bus. Siamo partiti da alcune denunce presentate da piccoli artigiani di Verona e da lì abbiamo iniziato un'attività particolarmente articolata che poi ha terminato per provare l'esistenza di questo sodalizio costola della criminalità organizzata pugliese. L'approvvigionamento permetteva e utilizzava dei corrieri o dei corrieri espresso che partivano inconsapevoli, che partivano dalla Puglia e arrivavano a Verona, oppure come vere e proprie persone che la portavano addosso e la portavano nelle valigie con gli autobus da Bari fino a Verona. Poi chiaramente inconsapevolmente costringevano gli artigiani a ritirare questi pacchi che poi li consegnavano. Con questa operazione è stata disarticolata l'attività del clan, ma l'attenzione in Veneto resta alta. È da tempo che andiamo dicendo che ormai la criminalità organizzata è non solo infiltrata ma presente nel territorio veneto. C'è stato sicuramente un ritardo complessivo nell'intervento, stiamo cercando di bruciare i tempi per eliminare o comunque per controllare il più possibile queste penetrazioni.